Jesolo divenne così dal dopoguerra una città complessa a più dimensioni che ha saputo espandere la sua economia nell'agricoltura, nella pesca e nel turismo soprattutto. Un'agricoltura avanzata che spazia dalla ortofrutticoltura alle impiantagioni estensive per un consuntivo di 20 miliardi anno. Ma dopo alterne fortune anche la pesca, con sede e riferimento a Cortellazzo, ha preso un suo posto definitivo importante per la fornitura di pesce di giornata ai turisti e ai ristoranti. Ed infine il turismo, espresso felicemente mediante una grande e splendida città, lunga 15 chilometri di spiaggia, per i bagni in acque limpide, per le cure di sabbia e di aria iodata come in poche altre località, per il relax e il divertimento, per un giro di affari che supera i 600 miliardi di lire stagionali. Rappresenta per la Regione Veneto e per la nazione stessa una grande realtà economica di livello prestigioso, una realtà che ha avuto un processo di ristrutturazione che è arrivato a tempi abbastanza recenti e con sistemi innovativi, che può oggi garantire dei servizi per una serie differenziata di clientela, che può andare dall'albergo di lusso alla pensioncina molto modesta ma comunque estremamente confortevole. È in ultima analisi la città della vacanza balneare, una vacanza che viene vista non soltanto nei termini tradizionali ma all'interno della quale ci sono numerosissime occasioni di svago, anche di impegno culturale, con manifestazioni di livello estremamente qualificato per quanto riguarda attività sportive e culturali. Quale conforto ha il turista che arriva a Jesolo? Bisogna dire che Jesolo non offre solo per i turisti, ma anche per i propri abitanti, che hanno dei servizi sociali di prim'ordine. Noi all'interno del nostro bilancio, che con difficoltà stiamo approvando come tutti i comuni, visto la difficoltà della legge finanziaria che ha ottenuto, ci sono delle grosse cifre stanziate prima di tutto per gli interventi sociali, perché Jesolo è una città turistica, ma deve prima di tutto pensare ai propri abitanti. E per quanto riguarda i nostri abitanti periodici, che come noi consideriamo i nostri turisti, quindi turisti che vivono a Jesolo un'esperienza di cittadini di Jesolo per un breve periodo, noi cerchiamo di offrire una serie di strutture, di servizi che sono sempre più qualificati. Una vacanza quindi che non è sempre solo il solito bagno nel mare o nella piscina delle quali Jesolo è molto dotata, ma anche l'occasione per un rilassamento un po' diverso dal solito. Ci sono dei settori della nostra città non sufficientemente conosciuti, cito per esempio le valli. È possibile andare a fare una passeggiata a cavallo in un ambiente ancora incontaminato. Abbiamo zone tipo l'isola del Mort, altra zona assolutamente priva di insediamenti cementizi, quindi allo stato completamente naturale, per dire che ci sono delle possibilità anche di soggiorno ecologico, vorrei dire.